Gli strappi sono consentiti, ci mancherebbe altro, ma bisogna vedere perché si strappa. Cioè, si può anche cercare, cioè il fine sempre in qualche modo giustifica il mezzo, ma non in questo caso. Cioè, noi abbiamo un paese in una situazione tremenda e si apre una crisi di governo per un termovalorizzatore che è quello che consente a centinaia di città e di metropoli e di regioni in questo paese di andare avanti senza oltretutto quel traffico di ecomafie, delle ecomafie, che proprio senza termovalorizzatori risulta ovviamente favorito. E Conte fa lo strappo probabilmente per vendicarsi di Di Maio, che anche lì, e qui diciamo il potere ha dato la testa anche a lui, fa una scissione non per il bene del paese, perché queste sono balle. Il bene del paese, l'interesse comune a questi signori non interessa niente. Loro hanno in mente soltanto il loro interesse, l'interesse di bottega, mantenere le loro poltrone, che noi abbiamo una classe politica mediamente incompetente che si è ritrovata in Parlamento non perché l'abbiamo scelta noi, perché avete scelto voi i politici, no, li hanno scelti i capataz di partito, li hanno scelti le segreterie che non ci lasciano scegliere i parlamentari, perché li scelgono loro. Noi mettiamo una crocetta, diciamo, sulla coalizione o sul partito. Possiamo eleggere i parlamentari europei, possiamo eleggere i sindaci, eleggiamo i consiglieri regionali, no, i parlamentari, quelli che legiferano e quindi decidono delle nostre vite, li scelgono loro. Dopodiché ci lamentiamo, dopodiché mandiamo a casa Draghi, che, intendiamoci, avrà tutti i difetti di questo mondo, ma vogliamo pensare che in una fase così delicata qualcun altro di questi leader, potrei citare ciascuno dei leader a cui che siamo abituati a vedere in televisione e sui giornali, possiamo pensare che in una fase così delicata qualcun altro, anche nella gestione del PNRR, possiamo immaginare qualcun altro al posto di Draghi in una fase così difficile, così delicata?